Serie B-Win. Tutti i colori della passione. Nel giorno del suo 105esimo compleanno, la capolista Torino si presenta a Padova per la 18ª giornata di Serie B-Win senza gli squalificati Bascia, Vives e Parisi. Esordio da titolare in questa stagione per De Feudis. Nel Padova, Cacci e Ruopolo guidano l'assalto ai Granata con Milanetto, preferito da Dal Canto ad Italiano, a centrocampo. Arbitra la gara il signor Calvarese di Teramo. E parte subito in attacco con gran decisione il Padova. Questa occasione sul secondo palo arriva in scivolata Caccia, che mette sull'esterno della porta Granata. Subito al terzo, pericolosissima la formazione di casa. Insiste ancora il Padova, c'è questo lancio dalle retrovie, il liscio di Glick, scatta Caccia che entra in area di rigore, conclusione di destro e palla incredibilmente fuori a lato della porta difesa da Coppola, graziato il portiere del Torino dall'errore di Caccia. All'11esimo, punizione dalla destra, colpo di testa di Ruopolo e questa volta pallone fuori misura con il Torino messo in difficoltà e Ventura è sicuramente preoccupato di questo avvio difficile della sua squadra. Si vede finalmente Stevanovic, la sua conclusione a lato, nessun problema per il portiere Perin. Angolo anche per il Padova, pallone che rimane nella zona del campo dove è recuperato da Marcolini, il pallone per Caccia che perde l'attimo per andare alla conclusione, probabilmente ingannato dal fatto di essere probabilmente e non lo era in fuorigioco. Sul fronte opposto si vede il Torino, conclusione di sinistro centrale di Sgrigna, nessun problema per il Padova. Primo tempo che si chiude con in attacco questa sponda di Ruopolo all'indietro per la conclusione di Milanetto, la palla fuori misura. Finisce così il primo tempo sullo 0-0. Si inizia la ripresa con un guaio all'impianto di eliminazione dell'Euganico che rimane così al buio. Si riaccendono alcuni fari e si riprende dopo 10 minuti di sospensione in avvio di ripresa. Ed è il Torino che prova ad impostare, ma secondo blackout ancora l'Euganeo e il direttore di gara, d'accordo con le squadre, riprende il match. E al 51esimo arriva un'azione importante, il gol da parte del Padova, cross di Renzetti, deviazione di Ruopolo per il vantaggio della formazione del Padova al 51esimo. Rivediamo il cross di sinistra, deviazione di Ruopolo per l'1-0 a favore del Padova in avvio di ripresa. Cambi nella formazione del Torino, fuori Antenucci e Sgrigna, dentro Verdi ed Ebagua. Ventura vuole svegliare il suo toro e ci riesce perché vediamo Ebagua che imposta questa manovra per Bianchi che si gira, conclusione, para Perin, pallone recuperato da Stevanovic, conclusione e questa volta è Trevisan che va a liberare ma un Torino che finalmente si risveglia. Sull'angolo susseguente colpo di testa di Ogbon e ancora Perin è attento con la difesa del Padova che la liberare dal canto, preoccupato per questo momento della sua formazione. Il Torino in attacco, ma ancora una volta un altro blackout elettrico, il secondo nel corso della ripresa con Foschi che parla col direttore di gara. Si riprende nuovamente a giocare, si riparte con il Torino in attacco, la conclusione di Bagua salva Perin la propria porta. Ancora un'azione importante per il Torino, il cross, colpo di testa di Bianchi e palla di un soffio fuori misura al 29esimo della ripresa. Si dispera Rolando Bianchi vicinissimo al gol del pareggio e poi ennesimo, terzo ed ultimo blackout della ripresa. Finisce così, l'arbitro decide a 14 minuti dal termine di mandare le squadre negli spogliatoi, sospensione definitiva.